Nell'ottica di uno scambio culturale e artistico presso l'Accademia Belle Arti Michelangelo, diretta dal professor Alfredo Prado, si è svolto un incontro con l'Accademia Belle Arti Leopoli dell'Ucraina, un'occasione conoscitiva per un excursus nelle diverse tradizioni e tecniche adottate. È importantissimo questo scambio culturale e artistico tra l'Accademia di Belle Arti di Agrigento e l'Accademia di Leopoli in Ucraina, perché abbiamo una matrice comune, l'amore verso l'arte e verso il bello. Avere organizzato questa manifestazione, questa esposizione oggi ad Agrigento in un periodo particolare qual è quello della sagra del mandorlo, una manifestazione internazionale, è stato veramente un grande piacere. Noi speriamo prossimamente di fare tante altre attività con l'Ucraina, ma anche con altre nazioni che verranno ad esporre qui in Accademia, e i nostri ragazzi andranno anche all'estero a fare delle mostre. Quali sono gli obiettivi di questa collaborazione tra il vostro paese e l'Accademia Belle Arti ad Agrigento? Praticamente ci interessa proprio intensificare la collaborazione con l'Accademia di Belle Arti e le altre università di Sicilia, soprattutto Università di Agrigento e Accademia di Belle Arti di Agrigento. Abbiamo scelto Agrigento, provincia di Agrigento, città Agrigento come logo su quale puntiamo in Sicilia, nostra provincia di Leopoli e città Leopoli. Perché? Per tanti motivi. Perché già da qualche anno, forse ancora poco visibile, però riusciamo a fare vari eventi, piccoli eventi culturali, piccoli scambi, primi arrivi di alcuni artisti, insegnanti, alcuni politici, e piano piano si nascono legami molto più forti e molto più seri. Ovviamente ci interessa in futuro anche fare gemellaggio tra città Leopoli e città Agrigento. Speriamo l'anno prossimo, quando Agrigento festeggerà 2700 anni della storia. Gli alunni si gemelleranno pure, ci sarà un interscambio anche fra gli studenti? Anzi, vogliamo fare Erasmus dei studenti per Ucraina e viceversa siciliani in Ucraina. A parte di Erasmus abbiamo gli altri progetti con finanziamento europeo, anche finanziamenti nazionali di scambio dei studenti. Ad esempio quest'estate proveremo a fare serie di murales dei studenti ucraini e leopoliani qui ad Agrigento e viceversa studenti siciliani e argentini in Ucraina. Un interscambio culturale è molto importante anche per la stessa vita sociale e culturale della città di Agrigento, in questo rapporto dialettico con la città di Leopoli in Ucraina, una città al confine con la Polonia, che da sola raggruppa circa il 70% dell'intero patrimonio storico architettonico dell'Ucraina, tanto da essere chiamata la piccola Parigi. Questa città, che ha una specificità culturale e storica molto importante, oggi si interscambia con Agrigento in un rapporto che mi auguro possa essere proficuo anche per il futuro, perché sta dando dei frutti già immediati con questa mostra di oggi, che in realtà comprende due specifici momenti: un approfondimento sull'arte sacra e il paesaggio con la presentazione di alcune opere di icone di un grande artista ucraino, e la presentazione in un secondo momento di alcuni bozzetti realizzati dagli studenti dell'Accademia di Moda e di Design di Leopoli. Ecco un momento per Agrigento per poter vedere cosa i ragazzi all'estero, in un paese importante del centro Europa, realizzano su questi temi, ma è anche un momento di confronto importante per gli stessi studiosi ucraini qui presenti. Ci sono due docenti universitari che sono venuti in visita proprio per questa conferenza, a poter interloquire con la città di Agrigento nella possibilità appunto di una reciprocità, di una dialettica che nel futuro probabilmente potrà vedere anche ulteriori momenti di approfondimento.